Bentrovati a tutti, nuova puntata di Regionali Live 2024. Mancano davvero pochi giorni al voto del 25 di febbraio e con la redazione di Sardegna Live ancora continuano i dibattiti, i confronti tra i candidati a consiglieri regionali. Da una parte abbiamo il sindaco di Villapuzzu, Sandro Porcu, ben trovato. Dall'altra l'assessore al turismo e allo sport del comune di Muravera, Matteo Plesan, ben trovato anche a lei. Parliamo subito del Sarrabus, ovviamente al centro della nostra trasmissione, quel ponte di ferro che lega i territori. Un territorio che ovviamente risente della mancanza di questo fondamentale collegamento, ma è una Sardegna che ritrova nei collegamenti interni un punto debole, un punto che non consente di dare la possibilità a tutti i cittadini di usufruire della viabilità di cui invece bisognerebbe avere necessità e bisogno. Molti parlano di collegamenti da terzo mondo. Parto con lei, sindaco. Cosa ne pensa? Sì, il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale per tutti i cittadini sardi, il diritto a potersi spostare liberamente attraverso anche delle infrastrutture che vediamo in Sardegna sono assolutamente carenti di manutenzioni, di nuove viabilità. Il ponte di ferro sull'ex strada statale 125 penso che sia un po' l'emblema di questa carenza di infrastrutture che possano collegare i paesi alle città. Il diritto quindi alla mobilità e al trasporto dei sardi deve essere assolutamente garantito. È il tema ovviamente del ponte di ferro che mi tocca personalmente, ma tocca tutto il Sarrabus, perché è un problema non soltanto di Villapuzzu ma di tutti i comuni del Sarrabus. Deve essere un tema davvero che deve essere affrontato anche a livello del Consiglio regionale. Io lo proporrò alla mia coalizione perché è un tema veramente caldo che sta dividendo le nostre comunità, che sta creando tantissimi danni di carattere economico, sociale, ma anche sanitario. Se pensiamo che Villapuzzu nelle ultime 2 settimane ha atterrato 4 volte, per ben 4 volte lì soccorso, perché le ambulanze non riuscivano a raggiungere il nostro paese, costrette a fare quasi 20 km per raggiungere Villapuzzu, ecco, questo è veramente un problema che deve essere affrontato. Parliamo di Villapuzzu, del Sarrabus, ma come diceva lei è un problema che riguarda tutta la regione Sardegna. Matteo Presante, abbiamo visto dei cittadini scendere in piazza per protestare. Abbiamo preso come riferimento il ponte di ferro, ma è una Sardegna che ovviamente risente di questo problema. Sì, assolutamente sì, come anticipava Sandro, i sardi hanno il diritto alla mobilità, sia questa interna che verso l'esterno della Sardegna. E sicuramente, ovviamente anche io da amministratore del comune di Muravera, quindi diciamo il comune più importante, comunque più popoloso del Sarrabus, anche noi risentiamo direttamente di questi problemi che possono essere quelli della mobilità verso Villapuzzu, ma anche semplicemente ancora di più della mobilità verso il capoluogo, perché è vero che abbiamo una nuova 125, però dobbiamo essere sinceri e schietti e onesti a dire che è una 125 nata male. Lo testimoniano il fatto che comunque, nonostante sia una strada che ha pochi anni di vita, in questi pochi anni ha avuto un altissimo numero di morti per via proprio delle condizioni spesso e volentieri inadeguate, soprattutto all'interno delle gallerie, all'uscita delle gallerie. Una strada nata a 2 corsie, quando invece magari si sarebbe potuto pensare già da allora una strada a 4 corsie, una strada che non ha uno spartitraffico tra le carreggiate, una strada veramente pericolosissima, per non parlare poi nel periodo estivo in cui il turismo e le nostre mete sono ambite ed è ricco è una strada molto trafficata, e lì allora veramente
bisogna farsi il segno della croce prima di partire. E poi, tornando al discorso del ponte e l'assemblea e le manifestazioni che dicevo, che anche io personalmente ho partecipato, devo dire che veramente è noi adesso che siamo in campagna elettorale nei nostri paesi, stavamo chiacchierando prima, è la prima domanda che ci fanno tutti: il ponte, perché comunque noi siamo il Sarrabus sono 3 paesi oltre Castiada, Sevilla, Simius, che comunque Muravera, Villapuzzo e San Vito sono distanziati uno dall'altro 1 chilometro, 1,5 chilometri, quindi siamo nati e ci frequentiamo semplicemente, cioè tutti nella vita quotidiana. Tanti di noi da Muravera vanno a Villapuzzo per delle commissioni e viceversa, e vivere la situazione che stiamo vivendo in questo momento è veramente una situazione che può diventare drammatica ancora di più con l'arrivo dell'estate. No, niente, quindi bisogna sicuramente che i prossimi 60 consiglieri che si sederanno negli scranni del Consiglio regionale dovranno avere estrema attenzione per la questione del ponte di ferro del Sarrabus. Al centro quindi i collegamenti. Sindaco, si parla spesso di sanità, troppo spesso di mala sanità in questo caso. L'ospedale di Muravera oggi quale stato di salute conserva? Capito che la sanità è uno dei problemi principali. Dico con assoluta trasparenza e sincerità che l'attuale giunta regionale, l'amministrazione regionale uscente ha vinto le elezioni sul tema della sanità nel 2019. La sanità non solo è migliorata in questi ultimi 5 anni, ma è addirittura peggiorata. E anche il San Marcellino, il nostro ospedale, l'ospedale del Sarrabus e del Gerrei, risente di questa grandissima crisi. Il dato più allarmante in generale, a mio avviso, sulla sanità è che moltissimi sardi stanno rinunciando alle cure, stanno rinunciando a curarsi, e questo è emblematico veramente del problema che stiamo vivendo. Addirittura vedendo e studiando alcuni dati ho visto che i sardi per il 12,5% rinunciano alle cure, contro un 7% della media nazionale. Quindi è un problema sardo, è un problema sicuramente nazionale, e ovviamente che colpisce i nostri piccoli centri, piccoli territori, soprattutto i territori periferici. Ma il fatto che la sanità non funzioni nei nostri comuni, nel nostro territorio e appunto nelle zone periferiche, questo va a incidere pesantemente anche sulla sanità e per esempio sugli ospedali dei grossi centri, come per esempio Cagliari, che ovviamente non avendo più tanti medici nel comparto sanitario, ci troviamo veramente ad appesantire questi stessi grossi centri e questi ospedali. Il San Marcellino appunto sta soffrendo, è stato sicuramente svuotato di tanti servizi che prima esistevano. Io dico che, come per la mobilità, per il diritto alla mobilità, il diritto alla salute non deve avere colori politici. Quindi su questo io lo dico e l'ho sempre detto molto chiaramente. Io ho fatto una battaglia personale insieme agli altri sindaci del Sarrabus e del Gerrei, ma di tutta la Sardegna, insieme ai comitati, per difendere il diritto alla salute e soprattutto la sanità pubblica. Questo l'ho fatto anche nei precedenti governi regionali, anche quando c'è stato per esempio la coalizione di centrosinistra, che aveva fatto la riforma della rete ospedaliera e che di fatto ha svuotato gli ospedali, ma adesso la situazione è addirittura peggiorata. Come intendiamo intervenire su questo? Innanzitutto i medici sì, sono pochi, ma vanno sicuramente incentivati. Nel nostro programma di coalizione stiamo puntando ad un piano di incentivi che possano permettere ai medici veramente di scegliere di potersi spostare nelle zone periferiche e nei piccoli ospedali. Purtroppo questo sistema degli incentivi e delle premialità dei medici
fino ad oggi non ha funzionato, e quindi con un piano veramente strutturale di incentivi puntiamo a riportare i medici anche nelle zone periferiche come quella appunto del Sarrabus Gerrei, puntare tantissimo sulla sanità e sulla medicina territoriale. Anche lì mancano medici di medicina generale, i medici di base, mancano i pediatri, e su questo noi puntiamo invece a sgravare i medici che attualmente lavorano anche nei nostri territori da tutta quella burocrazia che li sta impedendo di svolgere il proprio mestiere di medico, e invece sono veramente costretti a occuparsi di tutt'altro, appunto di burocrazia, e questo ne fa a discapito ovviamente delle cure e dell'assistenza primaria ai cittadini. Matteo Plesante, quanto è importante l'ospedale di Muravera per il paese e anche per tutto il territorio? L'importanza è fondamentale per gli abitanti del Sarrabus che vivono il Sarrabus, 360 Sarrabus del Gerrei, 365 giorni all'anno, ed è fondamentale per fare un buon turismo, perché Costa del Re, Portocorallo, Villa Simius sono scelte da tanti, le nostre mete turistiche sono scelte da tanti turisti, anche perché comunque chi si informa spesso, quando si prenota una vacanza, spesso si chiede a quanti chilometri di distanza è l'ospedale più vicino, quindi avere un ospedale attivo è importante anche da questo punto di vista. Io sono d'accordo con quanto è detto da Sandro per quanto riguarda i colori politici, perché dobbiamo ricordarci che forse negli ultimi 20 anni una delle prime azioni che ha fatto regolarmente ogni giunta che si è succeduta è stata quella di praticamente azzerare la riforma sanitaria che aveva fatto la giunta precedente. Ecco, noi dobbiamo partire prima di tutto dalla riforma sanitaria che l'attuale giunta ha emanato, e da lì sicuramente fare dei correttivi e portare il paziente al centro del progetto. Cioè noi non possiamo più pensare agli ospedali e alla sanità di un tempo, ma non perché siamo in Sardegna, ma perché comunque la visione della sanità è diversa rispetto sia a livello nazionale sia a livello europeo, ma addirittura a livello mondiale. Quindi comunque sarà di fondamentale importanza la medicina territoriale, quindi comunque soprattutto per quanto riguarda anche zone come l'ospedale di Muravera, quindi zone più periferiche e disagiate, quindi con un occhio di attenzione alla prevenzione, e gli ospedali si devono concentrare soprattutto nel curare i malati acuti. Quindi per quanto invece riguarda le altre tipologie di malati che possono essere quelli cronici, sarà fondamentale incrementare la medicina di prossimità, quindi sarà il medico che va a casa del paziente cronico, avendo sicuramente uno sgravio per quanto riguarda il settore ospedaliero, una maggiore vivibilità dei piccoli centri, perché comunque potendosi curare in casa, perché l'altro aspetto ovviamente è legato alla sanità e può essere tranquillamente, potremmo parlare tranquillamente dello spopolamento, perché uno dei motivi per cui gli anziani magari migrano, e anche i giovani migrano verso i grandi centri, uno dei motivi è anche questo della sanità. Mentre per parlare proprio nello specifico del Muravera, io non la vedo esattamente come Sandro, che non è un ospedale, una scatola vuota, perché oggi ci sono dei reparti di eccellenza. Penso al reparto di oncologia che è frequentato purtroppo da centinaia di pazienti quotidianamente, però noi dobbiamo mirare, secondo me, a far diventare l'ospedale San Marcellino un'eccellenza magari in determinati reparti. Mi viene in mente ad esempio la radiologia. A Muravera non esiste una risonanza magnetica, e sappiamo benissimo, perché è cronaca di tutti i giorni, che con liste di attesa purtroppo lunghissime,
pazienti di mura vera per fare appunto una risonanza magnetica, o abbiamo addirittura casi che sono stati prenotati addirittura nel Sassarese. Quindi però questo ovviamente non è ammissibile nel 2024, quindi comunque puntare a delle eccellenze e portare i professionisti per curare delle determinate eccellenze. Questo può essere una delle tante ricette, come sicuramente quello di incrementare il personale medico. Abbiamo una scarsità dilagante di medici di medicina di base e di pediatri soprattutto, quindi sicuramente in collaborazione con il governo nazionale modificare delle politiche. Io personalmente, anche se non è il Consiglio regionale della Sardegna che può stabilire questo, ma personalmente io sono contrario al numero chiuso per poter entrare nella facoltà di medicina. Secondo me sarebbe molto più importante una selezione naturale durante la carriera degli studi, più che uno sbarramento iniziale, perché sono tanti che magari non riescono a superare un quiz iniziale che non verte su materie magari riguardanti la medicina. E noi invece come Regione Sardegna possiamo sicuramente incrementare sia nella quantità sia nella qualità delle borse di specializzazione e quindi creare delle borse di studio e di formazione per i nostri futuri medici. Visto il tempo che ha preso, poi Matteo Presente vuole chiudere il discorso sanità facendo qualche riferimento, qualche accenno. Sì, no, giusto anche riferimento a quello che diceva il mio collega amministratore Matteo. Su alcune cose anche io sono d'accordo, ma ha citato il reparto di oncologia. Io ho visto personalmente che è proprio di recente è diventato un reparto. Ci sono bravissimi medici sicuramente, dei grandissimi professionisti che va sicuramente il nostro applauso, però non sono messi nelle condizioni di poter lavorare bene. Io ho visto che ci sono dei pazienti che purtroppo fanno terapie, fanno chemioterapia, e mi è capitato di vedere delle situazioni davvero incresciose che non qualificano bene il nostro ospedale. Addirittura pazienti che facevano la chemio sedute in delle poltrone o delle sedie normalissime da sala d'attesa, e quindi ci sono sicuramente delle cose che devono essere assolutamente corrette. Dobbiamo puntare poi sul pronto soccorso, altra cosa che non ho detto. Adesso il pronto soccorso è stato comunque declassato da punto di primo intervento. Occorre invece ricreare le condizioni per avere un punto salvavita importante nel Sarrabus, sia per i nostri cittadini, ma anche eventualmente è auspicabile per tutti i turisti e gli importanti flussi turistici che vengono nel nostro territorio. E quindi l'emergenza urgenza va rivista con ovviamente il supporto di nuovi medici. Sono pochi, però ci sono e vanno sicuramente incentivati proprio per andare ad incidere su un settore sanitario così primario come quello appunto del pronto soccorso. Da lì, se funziona il pronto soccorso, possiamo intervenire anche su tutti gli altri servizi. Matteo Pleasante, riparto da lei. Il Sarrabus offre numerosi spunti di lettura rispetto al valore che questa parte di Sardegna riesce ad avere. In un momento in cui si accende la protesta, magari una riflessione si può portare avanti sul mondo e su un'eccellenza che è quella degli agrumi. La politica come può dare valore a un percorso che il Sarrabus difende da sempre? Allora, gli agrumi sono un'eccellenza del Sarrabus. Gli agrumi più buoni della Sardegna sono nel Sarrabus, questo è un dato di fatto. Però è un territorio che anche per quanto riguarda il settore degli agrumi è in forte sofferenza. Perché io adesso, ovviamente girando per questa campagna elettorale, ho avuto modo di parlare con tanti imprenditori agricoli che
della coltivazione dell'agrume hanno fatto da generazioni, continuano a fare la loro vita, e devo dire che sono veramente in forte crisi, perché comunque vivono in un mercato con una concorrenza, senza usare mezzi termini, è una concorrenza sleale, perché comunque ormai abbiamo agrumi, arance, in particolare i clementini, che già da novembre arrivano dalla Spagna, dal Sudafrica. Quest'anno addirittura ci sono state alcune spedizioni dal Cile, e ovviamente i nostri agricoltori non possono competere con le multinazionali, e soprattutto non possono competere con dei prodotti che hanno una filiera completamente, e dei controlli durante la filiera completamente diversi, perché comunque i nostri agricoltori sono soggetti a dei controlli quasi quotidiani, ad usare dei medicinali, dei fitomedicinali che comunque imposti dalla comunità europea, e quando vengono incontro si devono scontrare con delle realtà che invece hanno delle regole completamente diverse, anche il prezzo ovviamente dell'agrume al chilo cambia radicalmente. Faccio alcuni esempi pratici, cioè arance clementine spagnole che arrivano al mercato ortofrutticolo di Sesto a 0,20 centesimi al chilo, e un nostro in Sardegna un qualunque agricoltore coltivatore non può non venderla come minimo almeno a 0,60 al chilo. Poi è un discorso a parte quello della filiera, quindi magari che poi al supermercato alla fine costano 2 euro, 2,50 euro, questo è un discorso a parte, però purtroppo dobbiamo intervenire assolutamente su allora, potenziando, infatti uno dei punti più importanti nel programma per quanto riguarda il settore dell'agricoltura è quello di potenziare l'assessorato dall'agricoltura e tutti gli enti che ruotano intorno all'assessorato con più personale, perché comunque noi siamo indietro anche per quanto riguarda l'agricoltura, anche per i tipi di agricoltura e di coltivazione. Abbiamo delle coltivazioni vecchie rispetto al resto d'Europa, soprattutto Spagna. E quindi comunque sì, il nostro fiore d'occhiello, tutti noi vantiamo le nostre arance ovunque, però sono sempre più i giardini incolti, e quindi dobbiamo veramente attuare delle politiche mirate di tutela e sicuramente a tutela del nostro prodotto. Quindi uno slogan che è sempre attuale è quello del mangiare sardo. In questi casi è ancora più opportuno a lanciarlo. Sandro Porco, lei invece come vede questo tesoro che il Sarrabus riesce a conservare, un tesoro che va tutelato appunto e valorizzato? Il Sarrabus ha tantissime eccellenze, soprattutto tantissime potenzialità, e sicuramente quella dell'agrumicoltura è un settore storico del Sarrabus. C'è un'importantissima sagra che conosciamo benissimo, la sagra degli agrumi di Muravera, che poi abbraccia tutto il territorio del Sarrabus. A mio avviso è il mondo delle campagne, dell'agricoltura, che è in fortissima crisi, ed è in crisi ovviamente il settore dell'agrumicoltura di conseguenza. I costi per sostenere le aziende, le attività agricole sono notevoli, le proteste degli agricoltori le stiamo vedendo, e ovviamente mi sento di dire che siamo vicino a questo settore primario così importante per le nostre vite. Tantissimi giovani che cercano di affacciarsi a questo mondo, di creare un proprio reddito, un proprio lavoro, una propria realtà di impresa e di azienda, vengono ostacolati dalla burocrazia
E anche a proposito di assessorati e di agenzie e di enti regionali che sicuramente non snelliscono le procedure e anzi complicano la vita soprattutto ai giovani che nel primo insediamento, che cercano di insediare con le proprie capacità, le proprie competenze a servizio appunto di un settore così importante come l'agricoltura, trovano soltanto ostacoli. Mi viene in mente per esempio i bandi del PSR che escono magari nel 2018 e magari ancora oggi molti giovani non sono riusciti a avere appunto queste risorse, e ovviamente ne risente la campagna, ne risente l'agricoltura e ne risente anche un settore così importante per noi come l'agrumicoltura. Aggiungo alle riflessioni che condivido fatte da Matteo che a mio avviso bisognerebbe investire anche più in marketing, in pubblicità. Lo dico anche perché è anche il mio settore, diciamo, lavorativo, e quindi vediamo come le arance della Sicilia vengono pubblicizzate, promosse un po' in tutto il mondo. Noi abbiamo un prodotto assolutamente di eccellenza, invece da troppo tempo mancano delle campagne appunto di marketing e di comunicazione che possano mettere in risalto un prodotto d'eccellenza come gli agrumi del Sarrabus. Un altro aspetto sicuramente importante è il poco valore che viene dato al prodotto rispetto appunto ai costi che vengono affrontati dalle aziende. Anche lì bisogna intervenire per sostenere le aziende agricole, ma parlo di tutto un po' il comparto. E l'altro aspetto secondo me fondamentale è unire l'agricoltura al turismo, che noi conosciamo molto bene perché abbiamo i più importanti sicuramente flussi turistici come numeri nel Sarrabus. Ecco, i prodotti d'eccellenza dell'agricoltura devono assolutamente entrare a far parte anche dei circuiti turistici e delle strutture turistiche ricettive importanti che abbiamo in tutto il Sarrabus. Matteo Pelesante, mi piacerebbe adesso usufruire dell'assist che ci ha dato il sindaco di Villapuzzo per parlare appunto di turismo. Un Sarrabus che ritrova diverse strutture ricettive, che ritrova un cuore del turismo ovviamente nel periodo estivo, soprattutto un turismo che poi riesce a dare anche tanta occupazione. Ma per potenziare il Sarrabus in quest'ottica, secondo lei, quali sono le misure da adottare? Allora, quando parliamo di turismo, mi viene in mente, turismo in Sardegna, mi viene in mente sempre la solita equazione. Sardegna uguale mare. Quindi mare cristallino, chilometri, migliaia, 1850 mi sembra, chilometri di spiagge incontaminate, però poi alla fine dei conti, se andiamo ad analizzare esattamente tutti i dati, vediamo che di turismo marittimo la Sardegna vive forse 2 mesi all'anno, e quindi questo è sicuramente troppo poco per poter pensare veramente di poter vivere di turismo. Quindi la cosa fondamentale è quello veramente di poter diversificare i tipi di turismi, e quindi penso al turismo congressuale, turismo culturale, al turismo sportivo, al turismo esperienziale, quindi come diceva prima il collega Sandro, quindi partire magari anche appunto dalle materie prime in cui noi siamo delle eccellenze, per poi far sì che anche in bassa stagione e durante tutto l'anno, perché un altro fondamentale argomento è quello del cambiamento climatico, cioè noi ormai a gennaio, tranne qualche giorno, abbiamo avuto una media forse di 20-21 gradi, e quindi comunque veramente volendo possiamo riuscire a fare un turismo almeno per 10 mesi all'anno. Quindi il Sarrabus come si pone in questo ambito? Noi oltre delle bellissime spiagge contaminate abbiamo un bellissimo entroterra, abbiamo un turismo archeologico tutto da scoprire, e questo adesso veramente mi piace rimarcare questo del turismo archeologico, perché è una battaglia che alcuni miei esponenti dei riformatori stanno facendo, quello dei nuraghi verso l'UNESCO, quindi far riconoscere come entità, come all'interno dell'UNESCO tutti i nuraghi che ci sono in Sardegna. È un
uno studio commissionato appunto da questa associazione ha stabilito che addirittura il 48% dei turisti che sono arrivati in Sardegna nel 2023, quindi l'ultima estate, non conosceva cosa erano i nuraghi, quindi non che non sarebbero andati a visitarli, ma proprio che veramente non conosceva l'esistenza dei nuraghi, e invece è stimato addirittura che potrebbe creare un indotto di 1 miliardo di euro. Quindi dobbiamo veramente, oltre il mare, forse era qualche tempo fa uno slogan del genere, che oltre il mare in Sardegna c'è molto di più, ed è esattamente la verità. E noi nel nostro piccolo territorio, perché alla fine noi nel Sarabus siamo in pochi, siamo poco più di 20.000, abbiamo veramente tantissime ricchezze da poter offrire ai turisti, e soprattutto lo possiamo offrire in maniera coesa e per tutto l'anno. Sindaco, invece lei come inquadra il turismo in quest'area di Sardegna, come lo legge, e soprattutto un domani che valore aggiunto vorrebbe ritrovare anche da parte della politica? Allora, un tema assolutamente associabile e che dobbiamo sicuramente mettere come prioritaria nell'agenda politica del nuovo Consiglio regionale, del nuovo governo regionale, sono i trasporti, la continuità territoriale. Parliamo tanto sicuramente di turismo, il Sarrabus, appunto come ho detto anche prima, conosce importanti flussi turistici, siamo sicuramente tra i primi territori, se non il primo territorio in Sardegna per numero di visitatori, che però si concentrano soltanto appunto nel periodo estivo. Noi dobbiamo puntare a una continuità territoriale seria, strategica, prendendo esempio e spunto da dei modelli assolutamente vincenti e vicini a noi. Si parla tanto di modello Baleari, ecco, io penso che il modello Baleari di turismo possa essere assolutamente un modello replicabile anche per la nostra regione. Parlando appunto di continuità territoriale, io, se posso prendermi 2 minuti, nelle scorse settimane ho fatto un po' una simulazione con una mia concittadina che per motivi proprio di lavoro e di vita si è spostata a Palma di Mallorca, e gli ho chiesto proprio di fare una simulazione per la prenotazione di un volo aereo semplicissimo, Palma di Mallorca Madrid, e io insieme a lei ho fatto anche una simulazione di un volo aereo Cagliari-Roma. La differenza è abissale. I residenti delle Baleari arrivano ad avere degli sconti sulle tariffe aeree e sui trasporti in generale fino al 75%. In Sardegna non è così, eppure vogliamo vivere di turismo, vogliamo dare il diritto appunto alla mobilità ai nostri concittadini. Ecco, la differenza è che un volo aereo Palma di Mallorca, Madrid, per una residente nelle Baleari costa 35 euro, andata e ritorno, e stiamo parlando di fine febbraio. Un Cagliari-Roma per le date di fine febbraio che ho indicato io ci viene a costare 165 euro, ed è già una buona tariffa, però capiamo appunto le differenze. Ecco, noi crediamo come orizzonte comune che anche sul turismo pensiamo di portare avanti come orizzonte comune che ci differenzia sostanzialmente anche da tutte le altre liste, la creazione e l'istituzione della macro regione del Mediterraneo a trazione insulare. Cosa significa? Che Sardegna, Corsica e appunto le Baleari si mettono insieme per andare direttamente a trattare con l'Europa, bypassando lo Stato centrale, a parlare di fiscalità di vantaggio, a parlare di continuità territoriale, a parlare di servizi efficienti sanitari e di turismo, per esempio. Ecco, questo potrebbe essere un modello vincente. Prendiamo spunto dalle Baleari anche sulla fiscalità di vantaggio. A proposito di agricoltura, a proposito di turismo, le Baleari riescono ad attrarre investitori, riescono ad attrarre aziende che si occupano sia di turismo ma di tanti altri settori, e questo permette ovviamente di crescere
di creare economia, di creare lavoro, occupazione. Ecco, questo è un modello che a nostro avviso dovremmo replicare, e lo possiamo fare con la creazione appunto di questa macro regione del Mediterraneo a trazione insulare. A proposito della fiscalità di vantaggio e a proposito appunto di turismo e agricoltura, anche appunto defiscalizzare o comunque ridurre le tasse anche sulle produzioni industriali, sulle merci, sui prodotti agricoli, dell'allevamento, della pastorizia e della pesca, come avviene in quelle regioni e quelle isole della Spagna. Anche noi dovremmo replicare questo modello, e lo possiamo fare con una riforma strutturale della nostra istituzione regionale. Matteo Pleisante, i giovani del... Posso un attimo, Certo. scusa, perché per quanto riguarda l'insularità ci tengo, è un argomento che noi riformatori abbiamo ben forte nel nostro DNA, perché siamo stati noi riformatori a portare l'insularità prima nei 370, in quasi nella totalità dei 377 comuni sardi. Noi a Muravera abbiamo votato, penso anche voi a Villa Puzzo, e farle inserire in Costituzione. Quindi adesso nella Costituzione italiana esiste l'insularità sarda, e da lì dobbiamo partire, quindi arricchendola con contenuti e soprattutto con delle risorse. Quindi comunque il tema dell'insularità è sicuramente un tema fondamentale per noi di riformatori, ci tengo nuovamente a precisare, siamo veramente noi che abbiamo dato il via a questo. Un ultimo appunto a cappello per quanto riguarda la continuità territoriale aerea o marittima, perché ovviamente si parla di aerei di continuità territoriale, ma dobbiamo parlare anche di quella marittima. È fondamentale, anche io sono d'accordo sul modello delle Baleari o comunque della Corsica, ma una cosa che è fondamentale e che veramente lì faccio un mea culpa, perché comunque rappresento il centrodestra, è quello che non è possibile che a febbraio non ci siano aerei o voli da poter prenotare per fine marzo. Questo non è possibile, quindi da assessore al turismo so benissimo che gli operatori turistici adesso a febbraio del 2024 stanno organizzando non la stagione turistica del 2024, ma stanno organizzando la stagione turistica del 2025, quindi a loro dobbiamo dare la possibilità di potersi organizzare nei tempi adeguati, perché poi per potersi organizzare ovviamente parliamo di grossi investimenti, e quindi dobbiamo dargli il modo di poter lavorare e organizzare le stagioni turistiche con largo anticipo, e questo lo puoi fare solamente se sai quali voli hai, quanti voli puoi avere, da dove arrivano, e quindi comunque sicuramente sarà un argomento centrale e fondamentale che bisognerà affrontare. Argomento sicuramente al centro dei prossimi dibattiti. Sandro Porco, riparto da lei in questo caso. Stavamo parlando del Sarrabus, abbiamo affrontato diverse tematiche. Al centro sicuramente ci deve essere quella che riguarda i giovani. I giovani quali prospettive hanno per rimanere nel vostro territorio e soprattutto per vedere un futuro ambientato attraverso i confini del Sarrabus? Sicuramente per tenere i nostri giovani in Sardegna, a proposito poi del tema appunto dello spopolamento, che tocca dei numeri veramente importanti, dei numeri record, sempre più giovani abbandonano la nostra isola. Ecco, per sicuramente trattenerli, oppure permettergli comunque magari anche di formarsi fuori dalla Sardegna e farli rientrare, bisogna sicuramente investire sulle politiche del lavoro. Il lavoro è fondamentale, dicevo appunto che dobbiamo come regione attrarre investimenti, investitori, aziende che si insiedano nel nostro territorio e permettere ai nostri giovani che hanno studiato, che si sono formati, che hanno acquisito delle competenze, poter rimanere in Sardegna per poter lavorare e ovviamente creare il proprio progetto di vita, creare la propria famiglia da noi della nostra isola. Su questo bisogna fare sicuramente tanto. Do qualche dato appunto sullo spopolamento, perché mi sembra che sia un altro dei temi, se non forse il tema principale.
abbiamo visto che la Sardegna si sta spopolando, l'effetto ciambella che conosciamo tutti non esiste più, anche purtroppo molti comuni costieri si stanno spopolando proprio perché non ci sono diciamo prospettive future. Noi le dobbiamo creare, quindi investire sul lavoro, sulla formazione, sulla scuola e soprattutto garantire i diritti, il diritto alla sanità, perché è uno di quei diritti fondamentali che permettono ai giovani, alle famiglie, ma ai cittadini sardi di rimanere in Sardegna, il diritto appunto allo studio, alla mobilità che abbiamo citato prima, il diritto al lavoro e quindi il diritto a rimanere e a vivere in Sardegna. Matteo Pleisante, questi giovani sarrabesi, quale futuro possono vedere e sperare? Sorrido perché vado controcorrente. Allora, prima di tutto la formazione è fondamentale, quindi ai giovani sarrabesi dico studiate fino a quando dovete rimanere a casa, studiate, però poi dovete fare un'esperienza fuori dalla Sardegna, arricchirvi magari all'estero, quindi imparare un mestiere, imparare la lingua, che sia l'inglese o che sia qualunque altra lingua, per poi ritornare in Sardegna a lavorare formati. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, perché tanti amici, comunque chi ha provato in prima persona un'esperienza del genere è tornato arricchito. Quindi veramente penso che la formazione sia indispensabile. Prima parlavo di borse di studio per quanto riguarda la sanità, ma possiamo pensare veramente anche mi piace pensare a un sistema di voucher formativi collegati a delle aziende, quindi magari un'azienda ti fa crescere, magari ti fa studiare, ti fa crescere e poi comunque puoi continuare a intraprendere un lavoro all'interno della stessa azienda. Forse proprio in questo tavolo il mio candidato presidente Truzzo ha fatto un esempio del Volkswagen in Germania, dove l'80% dei ragazzi che studiavano e che cominciavano a studiare, si formavano aiutati dalla Volkswagen, poi comunque continuavano a lavorare per tutta la vita all'interno della Volkswagen. Ecco, noi dobbiamo pensare a un modello di questo tipo, ma comunque veramente ai giovani dico di seguire la strada, prima di tutto devono seguire la strada che più gli piace, e poi formarsi, studiare e veramente fare delle esperienze formative anche soprattutto all'estero, ma poi soprattutto ritornare in Sardegna, perché comunque abbiamo bisogno di tutti i sardi ben preparati. Sindaco, le chiedo di guardare in camera Orizzonte Comune con Alessandra Todde e di invitare chi la sta seguendo e spiegare i motivi per cui dovrebbe votare poi Sandro Porco. Allora, la prima cosa che voglio dire a tutti i cittadini che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, è che bisogna sicuramente andare a votare. È la primissima cosa. Il rischio di un forte astensionismo è alto. I cittadini, voi cittadini, siete sicuramente delusi dalla politica, però non dobbiamo commettere l'errore gravissimo di non andare a votare. Abbiamo uno strumento democratico che è il voto, che ci permette veramente di sognare e di sperare in una Sardegna migliore. Quindi il primo invito è quello di andare a votare. Il secondo invito è quello di votare Orizzonte Comune, un progetto nuovo, ambizioso, fatto soprattutto di amministratori locali, di sindaci che hanno sposato questo progetto civico che vuole portare innovazione, trasparenza, lealtà, competenza all'interno del prossimo Consiglio regionale. Quindi invito tutti a votare Orizzonte Comune, in questo caso a votare Sandro Porcu. Io non faccio promesse, non ne ho fatto neanche quando mi sono candidato come sindaco, ma una la posso sicuramente fare, quella di mettere tutto me stesso in questa nuova avventura, di portare la mia esperienza di sindaco, di amministratore locale vicino ai cittadini. Invito quindi tutti quanti a seguirmi, ad appoggiare questo progetto. Sicuramente darò onestà, trasparenza e lealtà e soprattutto il massimo del mio impegno. Quindi votate Orizzonte Comune, votate Sandro Porcu per Alessandra Todde presidente.
Matteo Plaisante, Riformatori Sardi, a sostegno di Paolo Truzzu, presidente. Il suo appello? Beh, io veramente mi viene difficile fare un appello perché comunque quando ho deciso di candidarmi ho mandato tutta una serie di messaggi agli amici perché e poi qualcuno subito mi ha risposto: ma perché ti candidi? Ok, quindi questo, il perché mi candido è lo stesso motivo per cui vi dico adesso che dovete votare i Riformatori e dovete, se vi farà piacere, votare Matteo Plaisante, perché comunque la politica per me è passione. Ormai faccio politica da 13 anni e vedo veramente la politica come una missione, ed è un po' quello che mi ha insegnato, un po' la cultura della mia famiglia, quello che mi ha insegnato mio padre, che comunque è di fondamentale importanza aiutare il prossimo, e quindi veramente anche io sono sempre, quando mi sono candidato, sempre stato eletto con ottimi risultati senza mai promettere niente, perché comunque non posso promettere posti di lavoro, anche perché la politica non deve promettere posti di lavoro, non ho mai promesso niente, ma le persone hanno sempre votato Matteo Plaisante per quello che è, per quello che è la sua famiglia, e niente, e questo secondo me è veramente l'appello migliore che posso fare, perché chi mi conosce sa veramente con quanta dedizione, con quanto sacrificio e con quanta voglia veramente affronto il mio ruolo da assessore per cercare di portare Muravera noi diciamo ai fasti di un tempo, perché comunque ovviamente Covid, crisi economiche sono un attimo, ovviamente anche Muravera e il Sarabus, abbiamo detto, per non parlare della Sardegna intera, ne aveva risentito, però è questo. Poi ovviamente noi saremo i consiglieri regionali di tutta la Sardegna. Oggi ci siamo concentrati sul Sarabus perché comunque entrambi arriviamo da quel territorio, ma mi piace dire che noi saremo i consiglieri regionali di tutta la Sardegna, quindi sarà fondamentale veramente rappresentare le istanze di tutti i sardi, perché veramente la Sardegna ha bisogno di un cambiamento, e perché no di noi giovani amministratori che possiamo sicuramente dare e incidere in positivo sulla Sardegna. Grazie a voi per aver accettato il nostro invito, grazie a Sandro Porcus, sindaco di Villapuzzu, Orizzonte Comune, quindi con Alessandra Todda, e grazie a Matteo Plaisante, assessore del Comune di Muravera, Turismo e Sport, con i Riformatori Sardi, a sostegno di Paolo Truzzu. Grazie. Grazie anche a voi per averci seguito, ci vediamo in una prossima puntata di queste Regionali Live 2024.